Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Buona giornata a tutti. Nella preghiera di questa mattina vorrei trarre spunto dal Vangelo che abbiamo ascoltato ieri nella messa domenicale. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, si racconta che Gesù passa per il lago di Gennesaret e lì incontra alcuni pescatori che stanno riassettando le loro reti. Sono pescatori che hanno faticato tutta la notte, che hanno cercato di fare bene il loro lavoro, ma a quanto dicono non ci sono riusciti. Maestro, abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Gesù, salendo sulla loro barca, li invita a prendere il largo, a ritrovare fiducia in se stessi, a non lasciarsi cadere le braccia, a ritornare in quel mare della vita dove hanno raccolto, invece che successi, tante delusioni, tante fatiche. Utilizzo questa metafora, questa immagine, cari ragazzi, per descrivere situazioni che ci coinvolgono un po' tutti. Infatti credo che ogni giorno ciascuno di noi, pur magari impegnandosi, cercando di dare il meglio di sé, incontra delle sconfitte, delle delusioni, delle fatiche. Che cosa fare? Rinunciare? Riassettare le reti e magari rimanere con le mani in mano? Direi di no. Anche a noi Gesù dice: sulla mia parola prendi il largo. Noi possiamo ritornare nel mare della vita, possiamo riprovarci ancora, soprattutto perché siamo accompagnati da Lui, non siamo soli, siamo sostenuti in quello che facciamo e ogni nostro tentativo, anche se ci sembra che vada a vuoto, in realtà è un modo per rinsaldare la nostra forza d'animo, per trovare fiducia in noi stessi, ma soprattutto per riconoscere che con Gesù ci è possibile fare tutto. Certo, magari non otterremo dei risultati immediati, non riusciremo a vincere le nostre sconfitte, le nostre fragilità, ma un po' alla volta, giorno dopo giorno, secondo quella legge della gradualità che connota la crescita di ogni persona umana. Allora l'invito che vorrei rivolgervi all'inizio di questa settimana è lo stesso che Gesù rivolge a Simon Pietro e ai suoi compagni. Sulla mia parola prendete il largo, non temete, gettate ancora le reti. Buona pesca! Il Signore sa trasformare pescatori normali in pescatori di uomini, cioè in persone che sanno comunicare la gioia del Vangelo, portare fiducia, portare vita. Ecco che cosa significa essere pescatori di uomini, aiutare gli altri ad essere migliori ogni giorno un po' di più e soprattutto a non perdere mai la fiducia in se stessi. Buona settimana a tutti e buono studio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.